Bentornati a un nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo. Iscriviti al canale per non perdere i prossimi contenuti. L'alta pressione di matrice africana consolida la sua posizione sul Mediterraneo centrale e garantisce il primo caldo anomalo della stagione, con valori simili estivi. Quasi da pieno luglio, pensate a 1000 metri, si potrebbero raggiungere valori fino a 23 gradi, con qualche foschia a nube bassa al primo mattino e il ritorno della sabbia sahariana in quota, soprattutto dalla giornata di lunedì, con possibilità di piogge sporche dalla giornata di martedì per l'ingresso di un fronte umido atlantico. Il caldo anomalo di matrice africana garantirà nei prossimi giorni, soprattutto lunedì, la giornata più calda sull'Italia, lo scioglimento della neve e quindi il rischio di valanghe che rimarrà elevato. La giornata di lunedì sarà contraddistinta da cielo spesso velato per il flusso di correnti sud-occidentali, l'avvicinamento però di un flusso perturbato temporalesco che dalla Francia e dalla Gibilterra riuscirà da ovest a collocarsi principalmente sul Mar Ligure dalla serata di martedì, per portare nuove precipitazioni, una nuova fase di maltempo con nuovi temporali, questo soprattutto sulle regioni del nord-ovest, con interessamento delle aree anche del Triveneto occidentale. Dalla nottata di mercoledì avremo fenomeni anche abbondanti soprattutto sulla Corsica e sulla Sardegna. Questi fenomeni scenderanno verso sud portando instabilità anche sulla Sardegna. Nel contempo un campo anticiclonico di origine azzorriana riuscirà a salire di quota e nuovamente interessare l'Europa centrale, portando una nuova impennata termica a partire da giovedì con temperature sopra la media di parecchi gradi. Infatti i valori massimi nel corso della giornata di giovedì e venerdì saliranno sopra i 23 gradi sulla Val Padana. Col tempo che tornerà soleggiato, clima nuovamente primaverile e piacevole, con temperature nel weekend addirittura sopra i 25 gradi, valori simili estivi. Una ipotesi che ancora suscita possibilità di cambiamenti e variazioni potrebbe arrivare dalla metà del mese, quando correnti di matrice polare artica riusciranno ad affluire a partire dal 16 aprile a portare a una nuova perturbazione, fase di instabilità e temperature sotto la media del periodo. Questa è ovviamente una tendenza che necessita di ulteriori conferme. Vi faremo sapere ovviamente nel corso dei prossimi aggiornamenti l'evoluzione. Per maggiori informazioni potete seguirci anche su Instagram, iscrivetevi al canale.